Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi il recupero della 14ª giornata giovanissimi provinciali Under 15 Girone C che vede affrontarsi Real Palermo e Punto Rosa. Le due squadre sono già schierate, ormai si stanno schierando in campo con il direttore di gara di oggi e i due capitani vicino. Da una parte conosciamo Matteo Stagno, numero 5 per il Real Palermo, dall'altra parte invece il capitano è Gioacchino Massaro con la maglia numero 20 in maglia rosa. Dunque, maglia rosa per il Punto Rosa, maglia bianca per il Real Palermo. In attesa che la partita possa iniziare, noi vogliamo deliziare con quelle che sono le statistiche più importanti, perché in questo match ci sono delle statistiche veramente molto molto interessanti. Chiaramente ci dà una grossa mano la squadra di casa perché è il miglior attacco, la migliore difesa, la squadra ad aver preso più punti, dunque la capolista di questo campionato con dei numeri, con delle statistiche che sono impressionanti, perché è una formazione capace di fare 84 gol in questo campionato. È il dato difensivo, credo sia quello forse migliore, o comunque quello che è più curioso, perché sono solamente 2 i gol presi. Insomma, una formazione che sta veramente facendo tanto tanto bene in questo campionato. Lo deve tanto alla sua difesa, lo deve tanto anche all'attacco, lo deve tanto anche al mister, chiaramente, ma questi ragazzi stanno facendo un campionato impressionante. Qui la carica da parte del Real Palermo, che in questo campionato in casa non ha mai perso una partita. Difatti in casa 7 partite su 7 vinte, in totale sono 14 vinte, un solo pareggio, 0 le sconfitte. Insomma, questi ragazzi stanno facendo veramente forse la storia, potremmo anche dirlo, perché in questo campionato stanno praticamente battendo tutte, e oggi affrontano un Punto Rosa che invece questo campionato non sta particolarmente brillando, difatti ultimo posto con 5 punti solamente. Continuiamo con le nostre statistiche. Nel frattempo è presente anche il nostro scoreboard e vi diamo il benvenuto in questa partita con il rilancio di Conè immediato dalle parti del compagno con Cutrona, che cerca di controllarlo, non è bravissimo nell'aggancio, viene poi fermato dalla linea di fondo con Perricone sul punto di battuta, che però lascia al compagno vicino. Si fanno vedere Lombardo e Di Carlo, però il pallone è ancora in rimessa laterale. Dunque continuiamo con le nostre statistiche, che sono molto interessanti. Dicevamo come il Real Palermo abbia realizzato 84 gol, ne abbia invece subiti solamente 2. Questo è un dato molto molto importante, perché può fare capire quale potrebbe essere un po' il canovaccio di questa partita, con una squadra che vuole decisamente attaccare, ma soprattutto non vuole concedere nulla, perché i 2 gol subiti possono significare veramente soltanto questo. Di Carlo, poi il rimpallo non favorisce la sua formazione, c'è D'Amico che cerca l'ultimo tocco, non è fortunato però, perché palla in rimessa dal fondo, e dunque si riparte con il Punto Rosa, con l'estremo difensore Aldo Di Giovanni, che però dovrebbe lasciare lì il possesso palla al compagno e dunque battere non lui la rimessa dal fondo. Battuta lunga a cercare le torri, viene anticipato a corso, poi palla direttamente su Cutrona che quasi scivola, buon vissuto. Finta, Cutrona che sfida Perricone, cerca invece la sua posizione da parte di Paternoster, che cerca anche il cross, poi respinge non benissimo perché era verso il centro, qui di Giovanni, poi facile per dare in realtà di Accurso, che la controlla e lascia lì il pallone al proprio numero 10. Si tratta di Di Maria che corre contro Conè, che fa valere il fisico, lo porta verso l'esterno, poi la palla è in rimessa laterale per il Real Palermo, che dunque continua il suo possesso, in questo caso con una rimessa con le mani. D'Amico libera il compagno che cerca di autolanciarsi, lo fa molto bene dentro l'area di rigore, palla in mezzo, Cutrona con il ginocchio, anzi forse con la coscia, palla rimane lì, ma è ancora un'occasione offensiva per il Palmo, che calcia ancora verso la porta. Di Giovanni la prende, c'è stato vicinissimo D'Amico, poi nel frattempo è rimasto un giocatore a terra e si chiede di gettare il pallone fuori, e infatti lo fanno adesso i ragazzi di casa. È rimasto giù un difensore del Punto Rosa, adesso cerchiamo di capire anche di chi si tratti.
Anche il tecnico molto arrabbiato con i suoi ragazzi perché dice effettivamente eravamo porta libera, potevamo benissimo trovare il gol. Forse Cutrona è andato un po' troppo sicuro del gol perché l'abbiamo visto andare con tanta sufficienza, con la coscia. Forse se avesse preso il pallone con il piede probabilmente avrebbe anche trovato il gol. Nel frattempo rimessa tra le restituita nuovamente al Real Palermo, che dunque può ripartire da dietro e lo rifà con il capitano Matteo Stagni. Scusa. Cutrona va incontro, l'anticipo di Perricone, buono quel suo lavoro. Oggi già l'abbiamo visto nei primi 3 minuti, abbastanza chiamato in causa. Buon vissuto, in testa salta anche D'Amico, poi cerca di allontanare la sfera Cottone, rimane lì la sfera. Poi Cutrona lotta ancora sul centrocampo, lascia lì il pallone perché c'è Tafuri che cerca il contrasto con Conè, molto bravo qui Conè a non farlo passare, poi la palla direttamente su Cassarà che allarga sul compagno, sovrapposizione, D'Amico si allarga molto su quella fascia, c'è Benfante che invece va verso il centro, D'Amico lascia lì Benfante, traversone per Cassara, la controlla, poi allontana invece la difesa del punto rosa, se non abbiamo visto male con Di Carlo, poi Stagno con serenità, c'è la pressione in realtà da parte di Tafuri, lui torna dietro da Padogano, adesso palla su Rosario Bono, numero 14, va a centrocampo con aggancio non dei migliori, poi vince un piccolo rimpallo con Di Maria, poi c'è un intervento irregolare, in questo caso fallo. Questa è una cosa più grave di dormire. Dunque calcio di punizione con Bono sul punto di battuta che scarica su Stagno, c'è largo buon vissuto, non lo serve, va centralmente, la sponda da parte di Paternostro. Buon vissuto, ce lo scatta ancora di compagni, D'Amico va incontro, poi palla che rimbalza, questa è velenosa, allontana poi la difesa con il pallone che cerca di essere controllato da Ferrigno, non lo fa, Cone, buona qui la sua progressione, si allarga sul mancino, ottima la palla verso Marfia che può cercare di trovare i compagni in mezzo ma non riesce, ottimo invece la chiusura difensiva da parte del punto rosa che questi primi 5 minuti ha sofferto sicuramente in un'occasione, quella in cui Cutrona non ha trovato la porta, seppur da pochissima distanza, però comunque a parte quell'occasione in realtà è anche ben messa in campo. Bono la controlla, poi Stagno messo un po' in difficoltà, c'è infatti la pressione di Tafuri che non è male, lo insegue anche Di Carlo, va da Buon Vissuto che vince un piccolo rimpallo e salta l'uomo, Buon Vissuto cerca con la punta il compagno, Cutrona di prima lo appoggia nuovamente sul compagno, Cassara va centrale, D'Amico guarda per un attimo la porta, poi decide di allargare sul compagno, c'è spazio, 1-2 con Benfante, poi cambia gioco benissimo per Cassara che aggancia, poi la controlla, vuole il sinistro, poi cerca un traversone in mezzo, aggancio provato da Benfante ma non è riuscito, poi facile preda ancora delle Punta Rosa che continua a pressare, ma l'azione è ancora del Real Palermo con Cutrona che invece regala direttamente alle portiere di Giovanni che batte subito su Perricone, un po' rischioso forse questo passaggio, poteva decisamente fare altro tipo di scelte, intanto Cone sbaglia il tempismo, viene saltato, poi Bono in anticipo, buono il suo lavoro, la controlla Marfia, molto largo che può puntare, salta l'uomo, grande qui il diving da parte dell'esterno che prova a rientrare sul suo piede forte, non ci riesce, trova il calcio d'angolo perché ha detto di rigare molto vicino e dice adesso calcio d'angolo per il Real Palermo. Dunque una gara subito molto vivace con le due formazioni che vogliono certamente sbloccare questo risultato su tutte. Chiaramente il Real Palermo la classifica li vede infatti al primo posto, ultimo invece quindi decimo per il Puntaroso, una sfida quasi da testacoda di questa classifica. Al momento il risultato di 0-0, palla in mezzo, attraversa tutta la di rigore, Cutrona non attacca e qui forse è qualcosa da farsi perdonare, riesce comunque a riprendere il pallone, poi traversone in mezzo, deviazione ed è anche il vantaggio del Real Palermo con questo gol di Paternostro che sblocca il risultato dopo 7 minuti, dunque dura 7 minuti il pareggio e quindi 1-0 per il Real Palermo, lo fa Paternostro con questa girata, bisogna vedere come l'ha colpita, forse col piede non siamo molto sicuri, addirittura con il corpo, ma comunque 1-0. Perché in realtà potrebbe esserci stato anche un ultimo tocco da parte del difensore del punto rosa,
Al momento noi attribuiamo il gol a Vittorio Paternostro, che è stato molto bravo comunque ad inserirsi sul cross di Cutrona, e dunque Puntarossa che cerca adesso di rispondere dopo il gol subito. Viene subito contrastato da Benfante. Buono qui il lavoro da parte di Di Maria, che cerca di riconquistare il pallone, non ci riesce, regala infatti la rimessa laterale, poi D'Amico la controlla, alza il pallone di testa, la porta più lontano possibile, ma dietro di gara ferma il gioco per pallone in rimessa laterale. Dunque si riparte con Cottone, anzi no, con Guddo, chiedo scusa. Ferrigno la può controllare, sbaglia il passaggio Benfante, poi regala il possesso ai suoi avversari, la controlla ancora buono, rischiando anche qualcosa, poi direttamente su Benfante, anzi su Marfia. Poi Paternostro va incontro, vola il taglio di D'Amico, è una buona palla questa che può effettivamente scaturire una seconda occasione per il Real Palermo nel giro di qualche istante, però Di Giovanni mette tutti d'accordo bloccando anzitempo il pallone, poi però c'è un giocatore a terra, si è rialzato, cioè vediamo sia tutto ok, gara molto tranquilla anche dal punto di vista dei ritmi in campo. Chiaramente la Palermo che ancora può dire qualcosa sulla classifica, che vuole continuare a vincere. D'altra parte Puntarossa sa che oggi è una trasferta molto complicata. Anzi D'Amico cerca questa girata al volo, quasi un pallonetto. Di Giovanni l'ha battezzata fuori, almeno da qui sembrava quando potesse averla battezzata fuori. Palla comunque in out, ma buona occasione per D'Amico, che per poco non trova il raddoppio per i suoi. Nel frattempo pallone che viene restituito nuovamente ad Aldo Di Giovanni. Nel frattempo c'è forse un giocatore in panchina che si riscalda, o forse semplicemente va a prendere il pallone che è stato spazzato lontano. Di Carlo prova a girarsi, non riesce, buon vissuto, centrale, Paternostro con la testa prova a liberare il compagno ma non riesce, poi chiude la diagonale, Perricone alza il pallone a campanile, Cutrona lo fa suo, buono qui il lavoro del numero 7 che cerca di non farsi spingere lontano, la porta sull'esterno, poi vuole lo scatto, traversone in mezzo, la controlla, poi Paternostro che non riesce a realizzare il gol come in precedenza e dunque si rimane sul risultato di 1-0, ma ancora una volta pericolosissimo Paternostro. Di Carlo vuole controllarla, lo fa bene, poi libera il passaggio sul compagno, poi palla regalata, lotta ancora una volta, è anche piuttosto in difficoltà oggi Guddo su quella fascia. D'Amico è indemoniato invece sulla sinistra, trova anche il traversone in mezzo, Di Giovanni blocca e dunque nulla da fare, ma ancora una volta pericoloso il Real Palermo che riconquista l'ennesimo pallone dopo questo rilancio sbagliato da parte del portiere, poi cerca di lottare Lombardo, poi allontana Benfante direttamente dalle parti di Giovanni. Rilancio lungo, ancora una volta preda però della difesa del Real Palermo che riesce a riconquistare l'ennesimo pallone, in questo caso con Marfia, sbaglia il rilancio, si riparte con il punto rosa, il dribbling ottimo, poi prova ad allungare la squadra in questo caso a corso, però il campo è anche terminato dopo lo scatto sulla fascia da parte del proprio numero 10, ovvero Di Maria. Rimessa laterale. Di Maria poi subisce anche un intervento irregolare, strattonato qui dal suo diretto avversario. Sarà calcio di punizione, dunque da zona comunque offensiva, che potrebbe scaturire un'occasione interessante per il Punto Rosa. Minuto 12 di questa partita, una gara che al momento vede il risultato di 1-0, gara d'andata invece terminata con il pesante risultato di 0-9 per il Real Palermo, che quest'anno sta veramente facendo, abbiamo detto anche nella nostra intro, una stagione mozzafiato. 14 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, insomma veramente tanti applausi per questi ragazzi. Calcio di punizione, palla in mezzo, saltano le torri, non arriva nessuno, Cutrona la controlla, c'è anche il compagno libero vicino a lui ma non viene servito. Buono qui il lavoro da parte di Cottone, poi allontana Guddo come può a liberare Lombardo, lotta con Benfante su quella fascia, alla meglio il numero 10, poi casca giù ed è calcio di punizione anche abbastanza eloquente la richiesta da parte
del giocatore di casa con Benfanti, ci aveva detto di cara che avesse subito un intervento irregolare, dunque calcio di punizione con Bono che lascia lì al compagno e dice batti tu. Si avvicina nel frattempo Koné, Benfante fa qualche finta, poi va a centrale per Paternostro, in anticipo prova Ferrigno, poi lotta Guddo, un po' sfortunato nel rimpallo, Lombardo prova, anzi Di Maria prova ad autolanciarsi, Koné lo ferma, buono quel lavoro in fase difensiva da parte del numero 8 che ha iniziato decisamente bene questa gara, poi D'Amico non la controlla, Lombardo sempre Koné che ruba l'ennesimo pallone, poi riesce a favorire il compagno, D'Amico si autolancia, buono quel suo lavoro, poi cerca la sola posizione di Marfia, non riesce, però palla fuori, ancora una volta grande giocata però di Koné che probabilmente è uno dei più attivi quest'oggi, dunque forse uno dei migliori in campo, ma chiaramente siamo soltanto al 13° minuto, è passato veramente poco. Ennesimo rilancio non è perfetto, facile preda di Bonvissuto che però questa volta regala il pallone ai suoi avversari, poteva sicuramente fare tante altre cose, invece ha deciso di velocizzare l'azione scambiando con Coutron, il pallone non è arrivato poi nei piedi del numero 7 e dunque palla regalata direttamente al punto rosa. Andrà Perricone con le mani, lascia però il compagno in realtà, come in precedenza. Abbiamo già visto questo tipo di occasioni. Con Cottone che rimette in campo. Palla impennata, saltano in 4, poi fallo in mischia, intervento irregolare da parte del Real Palermo e dunque calcio di punizione per il punto rosa, una sfida al momento avvincente, seppur non ci siano state moltissime occasioni, anche piuttosto equilibrata, bisogna anche dire la verità, nonostante il Real Palermo forse si stia affacciando maggiormente dalle parti del punto rosa, comunque non c'è quella supremazia che forse guardando la classifica un po' ci si aspettava, però chiaramente bisogna vedere anche tutta la gara. Intanto un taglio ottimo da parte di Di Maria che la controlla, prova a rientrare, poi non abbocca, invece l'ottimo intervento da parte di Benfante che ne salta 2, poi appoggia su Cutrona, brutto qui il suo lasciare scorrere il pallone, poteva controllarla forse con la testa e portarsela avanti, deciso invece di fare rimbalzare, non una scelta saggia. D'Amico invece allontana, qui forse con il braccio Cottone e infatti braccio troppo largo da parte del direttore, da parte del calciatore in maglia numero 5, tutti caga molto vicino e dice infatti calcio di punizione. Koné alza lo sguardo, allarga il gioco, però bisogna ribattere la punizione e qui Koné aveva velocizzato tanto cambiando gioco, qui anche la personalità da parte di questo giocatore che sembra effettivamente decisamente pronto anche ad altri livelli. Nel frattempo Coutron l'aggancio, guarda dentro l'area di rigore, traversone, poi il controllo, invece no, perché va direttamente verso la porta, Marfia non la inquadra, qui forse poteva controllarla meglio o magari cercare di impattare in modo diverso, forse anche con una conclusione un po' più decisa, non l'ha fatto, palla fuori. Sarà rimessa dal fondo, dunque con la battuta lontana parte da difesa, Guddo allunga un po', ma è rimessa tra le comunque del Real Palermo con le mani di Benfante. Controllo di D'Amico, va verso fuori l'area di rigore, Bonvissuto che guarda la porta, forse prova un traversone, Perricone l'aggancia con il petto, poi cerca di controllarla e scarica velocemente dalle parti di Di Carlo, poi sbaglia il passaggio di Carlo che lotta con D'Amico che la porta ancora verso Koné, questa volta sbaglia l'aggancio, poi va a riconquistare il pallone ma non riesce, palla che rimane sempre lì, D'Amico, conclusione da fuori. Palla che termina di molto fuori, abbiamo visto calciare anche durante il riscaldamento. Nel frattempo palla che è stata piuttosto lontano, dunque viene chiamato un nuovo pallone e dunque rimessa dal fondo nuovamente Cottone a battere, invece si allontana Gioacchino Massaro.
pallone a cercare i compagni, non viene trovato, però in questo caso il numero 9 ha corso, poi Icone lotta sul centrocampo, Bono con l'esterno, Stagno poco cercato il numero 5, vista anche la sua posizione chiaramente, D'Amico trova invece Bonvissuto che dall'altra parte è uno dei membri della formazione di casa più attivi, poi cerca il cross in mezzo direttamente alle parti di De Giovanni che blocca e poi rilancia più lontano che può, questa volta sembra buono, l'anticipo di Stagno di testa, poi Di Carlo la controlla, guarda 3 avversari, poi prova una magia, gli era anche riuscita per poco, Cassarà, poi Perricone lo sfonda, chiede scusa comunque al numero 3, sarà quindi rimessa laterale, minuto 18 di questa partita. Bonvissuto andrà con le mani, adesso guarda i compagni in mezzo, messa forse non perfetta, D'Amico prova a controllarla, poi viene tallonato da ben due calciatori, Perricone e Di Carlo. Di Carlo che effettivamente sta dando una grande mano a Perricone su quella fascia, probabilmente è anche stato qualcosa provato in allenamento, perché si vede come Di Carlo stia molto rapido con Perricone, intanto di testa ha provato questo rilancio all'indietro, un po' rischioso in realtà da parte di Cottone, che però non mette in difficoltà di Giovanni. Ma dunque torniamo all'aspetto tattico, perché dicevamo come Di Carlo stia aiutando veramente tanto in quella fascia Perricone, intanto palla in verticale a cercare Tafuri, poi invece allontana, non perfetto dal punto di vista dello stile padogano, e dunque rimessa laterale regalata al punto rosa, e quindi torniamo alla posizione di Di Carlo, perché dicevamo come sia molto vicino a Perricone, e qui abbiamo visto come invece Real Palermo attacchi tanto dalle parti di Bonvissuto e Cutrona, e questa sicuramente è un'impostazione tattica del tecnico. Paternostro cerca il letto, non gli riesce anche dalle parti di Ferrigno, cambia gioco male perché la tocca Guddo che era in anticipo in posizione. Bonvissuto cerca di rientrare, ma questa volta non c'è Di Carlo, aiuta invece Ferrigno, poi palla direttamente su Di Giovanni, minuto 20 di gioco. Cambia tutto, regala poi all'avversario Cassara, cerca una conclusione, Paternosso la blocca, ancora Cassara, quasi un 1-2, va sul destro, si libera, poi con la punta per Cutrona che entra in zona di rigore, salta l'uomo, poi traversone in mezzo, questa volta non è perfetto, arriva dall'altra parte però quasi come un treno per controllare questo pallone. Benfante che fa un grande lavoro, poi palla dietro e conclusione, la traversa di Paternoster che poi prova di nuovo di testa e Perricone la butta lontano quel poco che può, poi ancora il tiro e la parata del portiere, poi è un flipper che termina con il gol del 2-0 per D'Amico, che si prende gli applausi da parte del pubblico di casa presente quest'oggi, esultanza con Bono, ed è 2-0. Vai D'Amico! È stata un'azione decisamente insistita per il Real Palermo, che più volte ha continuato con questo tipo di occasioni, cercando il miglior compagno messo meglio dal punto di vista chiaramente del posizionamento. Ha trovato poi Benfante che tramite un grande lavoro ha trovato invece Paternostro, 2 volte il tentativo da parte del 19 e poi la conclusione vincente di D'Amico. Nel frattempo l'anticipo netto di Icone, poi Paternostro, ancora un altro buon dribbling, viene fermato da Lombardo che questa volta fa buona guardia, però il 19 questa volta commette un intervento irregolare, poi va a chiedere scusa a Lombardo che è un po' arrabbiato. Sarà quindi calcio di punizione, gara comunque molto tranquilla, minuto 22 in questa partita. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canale di Sportisili, ma siamo sicuri che ci stai seguendo ormai dal primissimo minuto di gioco. Palla lunga, va il dribbling sulla linea di fondo, ma non ne riesce in questo caso Di Maria.
Palla che si alza, Paternostro prova a controllarla, non ne riesce. Cerca Tafuri di sfuggire alla marcatura. Conè lotta a centrocampo, è giganteggia ormai come in questi 23 minuti di gioco, vince anche l'ennesimo rimpallo, poi buon vissuto, c'è spazio con Cutrona ma non viene servito, palla gettata in avanti per la verticale con D'Amico che la controlla in mezzo a due, qui buono Massaro, poi anche per Reicone cerca di infastidire il numero 10 che rientra molto bene, ne salta anche due, poi prende forse anche un calcio ma si continua, poi palla dentro di Cutrone allontanato dalla difesa, buon vissuto, la controlla, poi sbaglia l'aggancio, anzi l'appoggio sul compagno, palla che poi favorisce Marfia che entra e calcia con il mancino, poi con il piede è stato efficace Di Giovanni, buona qui la risposta da parte del portiere che anche in precedenza in realtà ha fatto un ottimo intervento, poi però D'Amico ha deciso di mettere il pallone lì dove il portiere non poteva mai arrivare. Lombardo Conè ruba l'ennesimo pallone, Benfante poi palla fuori, minuto 23 e 35 secondi, ci sono intanto praticamente tutta la panchina del Real Palermo che si sta riscaldando, chissà che il tecnico non adoperi tutti i cambi anche al fine primo tempo o magari concederà del minutaggio, non tutto forse col secondo tempo, perché comunque significherebbe stravolgere praticamente tutta la squadra, dunque 6 giocatori in panchina. Si tratta di Roberto Pitucco, Gianluca Lentini che è il guardalini tra l'altro, Claudio Cannizzaro, Giuseppe Calvaruso, Salvatore Cimino e Danilo Lanza, dunque potrebbero essere 7 cambi, non 6. Significherebbe andare a stravolgere un po' tutta la squadra. D'Amico, c'è dall'altra parte Cutrona, viene servito adesso che calcia verso la porta, era anche fuori, però sembra forse in posizione irregolare, almeno da qui sembrava decisamente avanti, però non è per il direttore di gara che comunque ha fatto continuare, ma comunque ha sbagliato anche un po' incredibilmente Cutrona. Questo possibile gol del 3-0, però ancora una volta grande azione di D'Amico che come Conè è uno dei più attivi di questo match. Rilancio Conè, questa volta sbaglia il tempismo, poi Bono va a lottare con Tafuri, poi Cassara porta lontano Lombardo, palla dietro, Bono di prima, Conè di testa, Stagno guarda e alza lo sguardo verso destra, non lo fa adesso, poi cerca invece il tocco facile su Bonvissuto che rientra, nuovamente Stagno, capitano, Conè, vice capitano invece di questa formazione, Bonvissuto, centrale, Conè, buono qui l'aggancio, la controlla, poi viene fermato da Di Carlo che con il tacco cerca di sfuggire anche alla sua marcatura, palla centrale, di testa Paternostro, poi il taglio per Marfia che stava per arrivare su questo pallone, una difesa forse un po' troppo leggera da parte di Good che ha lasciato passare il suo diretto avversario rischiando un po', poi in realtà Di Giovanni è stato anche molto bravo ad arrivare quindi ad aiutarlo, però Punto Rosa che ha rischiato un po' di subire il terzo gol. Minuto 26 di gioco, mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, poi ricordiamoci sarà un intervallo e rimanete sempre connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo. Intanto Cutrona, ancora lo spazio per sprintare, palla ancora in mezzo, un giocatore interessante Cutrona perché ha messo veramente tanti cross dentro, un giocatore che non cerca la porta, cerca tanto l'assist e questo diventa una grande notizia anche per l'età. Intanto D'Amico con il destro, palla che rimane lì, viene respinta da ben 3 calciatori in maglia rosa. Buon vissuto, cross ancora in mezzo, non arriva la spizzata di testa di Paternostro, ci prova Marfia ad arrivare sul pallone ma chiaramente era ben lontano e dunque rimessa dal fondo. Però calcio d'angolo, dunque non è rimessa dal fondo, sembrava potesse non esserci il tocco della difesa rosa, non per il direttore di gara che invece ha indicato la battuta del corner, ma la battuta anche rapidamente, palla dentro per Paternostro, viene fermato all'ultimo nel momento più bello, si riparte dunque a 1000 con il punto rosa che comunque sta giocando una buona partita, sulla velocità prova il dribbling, deve essere Di Maria, vediamo. Ma Bono ha fatto un grande recupero. Con le mani Guddo che cerca i compagni. Trova adesso Di Maria, poi lascia lì verso Tafuri che va incontro al pallone. La tocca Di Maria, rientra anche
con estrema qualità, in questo caso su Benfanti, palla appoggiata di ritorno da fuori, sempre Di Maria che prova il cross in mezzo, scivolata provvidenziale però di Benfanti e dunque palla in calcio d'angolo. Si fa vedere anche il punto rosa, una buona gara comunque dell'ultima della classe che oggi forse un po' guardando le statistiche ci aspettava forse un tipo di partita differente. Dobbiamo anche dire come in realtà il punto rosa stia giocando una buona partita. Poi chiaramente la differenza la fanno alle volte anche i singoli, oltre che il collettivo, e i gol sono arrivati, ma comunque giocando sempre a testa alta il punto rosa, che qui prova a farsi vedere anche dalle parti di Padogano, che ancora non è stato chiamato in causa, però comunque si fanno vedere. Conè. Buon vissuto, torna dietro da Stagno, il capitano, palla rischiosa verso Bono che non fa un aggancio dei migliori, però comunque non subisce la pressione. Conè allarga verso Benfante, c'è spazio sull'out di sinistra, cioè sulla fascia anche Marfia, non viene servito, D'Amico trova invece lui su questo scatto, Marfia può arrivarci, è molto rapido, la controlla, rientra, vuole il destro, viene chiuso da un ottimo intervento da parte di Cottone, palla viene portata sull'esterno, sempre D'Amico la controlla ma per un istante, Benfante, D'Amico, gioca molto questa squadra sul numero 10 e chiaramente non è una scelta sbagliata, l'abbiamo visto quest'oggi, lo conosciamo per tutto il campionato chiaramente. Dare palla ad D'Amico non è mai un'idea sbagliata. Per tempo sarà ancora calcio d'angolo, minuto 29, mancano 6 minuti, anzi 5,40 per essere precisi, alla fine del primo tempo. Non ci immaginiamo un recupero cospicuo, non ci sono state delle interruzioni, dunque crediamo che al minuto 35 possa dirsi concluso la prima frazione di gioco. Testa Paternosso, palla che rimane lì, allontana la difesa. Poi di testa Bono, Di Carlo, Stagno, c'è buon vissuto, non lo serve, va da Cutrona, esce in pressione Perricone che però non vuole affondare il tackle, buon vissuto, ancora Cutrona, si inserisce il 2, poi ci ripensa Cutrona che vuole il fondo, scivolata di Perricone, ottimo qui nel suo contrasto, sta sicuramente crescendo anche il numero 3, che abbiamo visto in netta difficoltà nei primi istanti della partita con Cutrona che l'ha puntato un paio di volte e lo ha sempre saltato, queste volte invece nelle ultime azioni ha sempre risposto presente con degli ottimi interventi difensivi. Intanto Cassara, dribbling destro-sinistro, riesce a passare, ma già da parte del numero 11 che è in tentato di rigore, allontana la difesa con Di Carlo che può arrivare sul pallone e adesso punta la difesa che è anche sguarnita perché ci sono tanti uomini in attacco. Di Carlo è veloce, lo insegue buon vissuto, Di Carlo rientra contro Conè che lo porta verso l'uscita ma non riesce ad arpionare quel pallone. Di Carlo rientra ancora, attacco Conè, lotta ma il rimpallo lo sfavorisce, poi sbaglia invece a corso che poteva decisamente fare meglio in questa circostanza. Marfia si riparte a 1000 quindi con il Real Palermo che punta la difesa. Marfia è molto rapido, è in tentato di rigore, Marfia sul fondo può crossare in mezzo Di Giovanni in 2 tempi, la blocca quasi in 1,5 in realtà, negando quindi l'occasione anche al Real Palermo che si è fatta rivedere in avanti dopo il contropiede tentato dagli avversari. Di Carlo, buono qui il suo lavoro anche con il tacco, rientra, viene tallonato poi da Cassalà che gli ruba anche il pallone, palla in orizzontale verso Benfante che avanza su Marfia, sempre molto cercato il 18 che prova a rientrare, ne salta uno, poi però la tocca con il braccio, detto di gara è molto vicino e indica di fatti il calcio di punizione per il punto rosa che può quindi anche un attimo, probabilmente, forse, rifiatare. Battuta lunga da parte di Cottone che cerca Di Maria, di testa invece Benfante non è d'accordo con il 5 avversario, difatti mette la palla direttamente in rimessa laterale. Bisogna capire anche un po' qual è l'assetto tattico del punto rosa, in realtà non è molto chiaro perché vediamo sicuramente Tafuri che gioca in questo momento più centrale, però qualche minuto fa era un po' più largo, con Accurso invece che giocava quasi come centravanti. Adesso invece vediamo Tafuri e Di Maria quasi come una doppia punta, con Accurso invece quasi alle spalle, quindi un trequartista. Bisogna capire un po' qual è l'assetto tattico.
Di Maria prova a controllarla, Bono gli taglia la strada, poi con il fisico guida anche l'uscita da parte del portiere Padogano, che si sporca i guantoni, anche se quest'oggi non è stato molto chiamato in causa il portiere Puntarosa, che sta facendo una buona gara, però senza comunque attaccare. Buon vissuto, allarga bene dalle parti di Paternostro, che cerca di allungare il campo con D'Amico, la tocca per liberare poi lo scatto di Cutrona, che con un rimpallo riesce quasi a prendere il pallone, poi Perricone con l'ennesima scivolata mette in rimessa laterale, minuto 33 di gioco, mancano 2 minuti 120 secondi alla fine del primo tempo. E buon vissuto sul punto di battuta, accorcia Cutrona, ma viene ben marcato da Perricone, va comunque dal numero 7 che l'aggancia perfettamente, poi forse nel metterla giù tocca per ultimo, non per il diritto di gara, quindi rimessa laterale. Sempre buon vissuto, va a lungo a cercare i compagni, poi palla gettata in avanti e controllata da Di Carlo, che come sempre vuole creare qualcosa. Buona qui l'azione del 7, che però si addormenta col pallone, poteva sicuramente scaricarla prima, non l'ha fatto. Buon vissuto, poi la pressione di Cassarà, anzi di Tafuri, chiedo scusa. Cassarà con aggancio non è dei migliori da parte del numero 8. Poi Benfanti chiude la diagonale, lotta con il suo avversario, testa poi a Curso, che cerca di fare correre i compagni con Tafuri, che era l'uomo più offensivo in quel momento. Non ci è arrivato, ha avuto 34 e 15 secondi, dunque mancano 45 secondi. Io se ci sarà anche un recupero, crediamo di no in realtà, però vediamo. Buon vissuto, va a lungo, cercare le torri in mezzo, Ferrigno cerca di spazzare più lontano che può, la palla però non va molto lontana, con Cassarà che si appoggia da Benfante, che vuole la fascia sinistra, poi si ferma un attimo, forse una zolla, palla poi per D'Amico, che cerca di girarsi, manca veramente poco, forse si sta giocando anche un po' con il cronometro. Questa probabilmente è l'ultima azione, Cone allarga con il mancino bene da Cutrona, che può rientrare, siamo arrivati adesso, è avuto 35, vediamo se c'è spazio ancora per un'azione. Buon vissuto, poi buono qui l'aggancio e allontanare la palla da parte del punto rosa. Cone, che stava guardando il cronometro, buon vissuto, cerca il cross in mezzo, direttamente regalato invece al portiere Di Giovanni, poi fischietto in bocca, vediamo, no, sembrava quasi stesse per fischiare alla fine del primo tempo, non per il diritto di gara, dunque forse almeno un minuto è stato dato, non ha dato contezza dell'entità del recupero, però possiamo ipotizzare come stiamo attraversando il primo minuto di recupero. Cassarà, buono qui il suo lavoro, sta giocando come mezzala con Conè vertice basso, e poi in realtà bisogna capire anche lì davanti come stanno giocando, perché D'Amico partiva leggermente più indietro con Paternostro più avanti, poi adesso si sono anche un po' scambiati. Qui lotta con Perricone, vuole con forza trovare il pallone, viene fermato Di Giovanni, si riparte dunque con Cutrona che può rientrare destro sinistro, cioè la parte con il piede difficile, poi cerca invece un super gol con l'esterno, non ci riesce, ma buona giocata ancora per Cutrona, e in questa azione finisce anche il primo tempo, risultato di 2-0. Un primo tempo piuttosto vivace tra due formazioni che, come dicevamo, la classifica forse diceva ben altro, però si sono anche un po' equivalse in campo, chiaramente con i dovuti modi, perché il Palermo comunque in gestione della partita quasi in maniera intera per 35 minuti, però comunque il risultato non è un risultato chiuso. Puntarosa comunque attaccato in qualche frangente, ma senza essere mai convincente. Nel frattempo noi vi salutiamo, ma vi ricordiamo di rimanere connessi, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento
ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma di, malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a fare nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertoglio è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi. Hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese. Perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi. Ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Pelé comincia qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo. Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare,
contrastato da Lovizzo, tacco per Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre passa di la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres calcia in bocca a Barbagallo, Iantus, il pallone tagliato, Russo prova a papporsi, il pallone in mezzo, Chiarosa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere. Attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Iantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo, 2-0 il risultato. Vediamo subito diversi cambi per la squadra di casa. Adesso cercheremo di spiegarvi un po' tutti i cambi, sono veramente tanti. Sicuramente vediamo Cannizzaro con la maglia numero 22 che prenderà il posto di D'Amico, il numero 10, e poi vediamo anche
il secondo portiere Lentini al posto di Padogano, poi prende spazio anche Danilo Lanza con la maglia numero 4. Adesso è uscito Cassarà, è uscito D'Amico, dunque sì, confermi è uscito anche Bonvissuto. Adesso cerchiamo di capire chi altri lascerà il campo. Si sta cambiando forse la maglietta invece di Carlo del punto rosa. Dunque soltanto 3 i cambi quindi per il Real Palermo, non tutti ma soltanto 3, quindi quelli scelti dal tecnico della squadra di casa, che probabilmente poi vedrà chi altri farà entrare, però forse gara in corso. Nel frattempo vi ricordiamo che il cronometro partirà all'istante in cui ci sarà anche il primo tocco di questo secondo tempo. Nel frattempo è scomparso anche il sole. Oggi è anche il primo giorno della primavera, 21 marzo di fatti, entra una nuova stagione e dunque salutiamo l'inverno con l'arrivo del caldo. Chiaramente si spera della primavera. Nel frattempo inizia anche il secondo tempo per il primo tocco con il punto rosa che perde subito, in questo caso con il buon anticipo di Stagno, che dovrebbe essere passato a centrocampo, dunque lasciando la posizione di difensore e andando invece in quella di centrocampista. Poi traversone di Cutrona, subito si rende pericoloso. Vediamo dunque sì, perché Conè sta giocando come sempre come vertice basso. Accanto a lui dovrebbe essere Cannizzaro. Adesso cercheremo di darvi contezza. Sicuramente lì davanti giocano Cutrona, Paternostro e Marfia. Poi dovrebbero essere Stagno, Conè e Cannizzaro a centrocampo, con Stagno che però risulta essere quello più avanzato dei suoi e dunque dovrebbe giocare quasi come trequartista. In realtà non è proprio un trequartista, è un po' la posizione di D'Amico, però era sempre molto in attacco. Intanto Paternostro calcia verso la porta, la respinge invece, palla che rimane lì e si impenna poi alta sopra la traversa. Ma che rischio per il punto rosa, qui si era veramente addormentata in fase difensiva, consentendo una doppia occasione al numero 19. Poi D'Amico restituisce il pallone ai compagni con Cutrona, che però poteva prendere sicuramente quel pallone, non l'ha preso, l'ha lasciato lì, però è rimessa al fondo, non è calcio d'angolo. Dunque sembrava potesse esserci stato un tocco, ma così non è stato per il direttore di gara e dunque si riparte subito con questo pallone gettato in avanti. Con il sinistro allarga per un aggancio non ottimo di Marfia, che poi forse commette fallo. Si continua sempre con in anticipo, buono il suo lavoro come sempre, ma ruba in questo caso il tempo con questa ottima giocata di Maria. Poi Cannizzaro gli ruba il pallone anche lui. Infatti è entrato anche Basile posto di Benfante, dunque ci eravamo persi un po' questo cambio. Paternostro con il tacco per Basile, la controlla, è tutto sinistro, poi con il destro invece libera lo scatto di Paternostro che può anche arrivarci, è in vantaggio, poi invece la butta lontano in calcio d'angolo, in questo caso con questo intervento il punto rosa con Accurso, che aveva fatto un buon ripiegamento difensivo. Si trova adesso in difesa il numero 9, è partito come centrocampista offensivo, poi l'abbiamo visto anche in realtà come attaccante. Adesso invece sembra quasi nelle linee di difesa, ma forse semplicemente un centrocampista ed era in una fase di ripiegamento. Adesso cerchiamo di capire anche un po' come si è ridisegnata la formazione ospite, che è sotto, ricordiamo, di 2 reti, minuto 38, calcio d'angolo. Pallone in mezzo, allontana Guddo, poi Marfia lascia scorrere saggiamente, vuole battere nuovamente un calcio d'angolo, invece una rimessa laterale. Cannizzaro cerca il cross in mezzo, allontana di testa la difesa, poi facile preda nuovamente di Marfia che la mette giù, scambia con Cannizzaro di ritorno e non era una brutta idea quella di Cannizzaro, che comunque è entrato e non è entrato male in partita, però in questo caso forse non è stato precisissimo nel suo passaggio di ritorno, però l'idea quantomeno
è stata corretta. Sarà quindi calcio di, anzi rimessa dal fondo, battuta questa volta dalla difesa e non è dal portiere, ma già l'abbiamo visto più volte questo tipo di giocata. Poi non bada allo stile e allontana senza pensarci un momento, in questo caso Ferrigno. Si riparte dunque con una rimessa con le mani con Basile che va velocissimo. Si torna dietro, Basile ancora allunga per Paternostro che è in posizione regolare. Viene chiuso però da Ferrigno e dunque sì, confermiamo come Accurso sia passato praticamente come difensore centrale, una scelta un po' insolita visto che ha iniziato la partita quasi come attaccante, poi in realtà come centrocampista offensivo, adesso invece è passato praticamente come difensore centrale, ma quindi calcio d'angolo con Stagno sul punto di battuta. Il capitano potrebbe andare in mezzo cercando di pennellare un cross preciso, tanto palla che va sul secondo palo, Lanza può arrivarci, si torna dietro, poi cross in mezzo, la tocca Lombardo, Paternostro la controlla, calcia con il sinistro, deviazione di Accurso e sarà ancora calcio d'angolo, dunque ci prova sempre il Real Palermo nel tentativo di trovare anche questo 3-6, non ci riesce, però continua a rimanere in attacco. Sarà calcio d'angolo, sempre Stagno sulle punte di battuta, ribatte lui adesso, accorcia Canizzaro ma lui va in mezzo direttamente sul primo palo per la traversa che salva anche il portiere e qui ha veramente scherzato con il gol il Real Palermo con Stagno che guarda anche verso la panchina, forse chissà che il tecnico gli abbia detto proprio di calciare magari, vediamo, chissà. Sarà ancora corner, però questa volta dall'altro lato ed è sempre il piede di Matteo Stagno, il capitano di questa formazione, dunque nessun mancino, batte ancora un destro, quindi non ci sarà una battuta a rientrare, bensì una a uscire. Infatti è così, sembra ottima per l'arrivo infatti di Lanza, che si fa trovare nel posto giusto, nel momento giusto e fa 3-0. Avevamo detto è stato un ottimo calcio d'angolo battuto dal calciatore e poi sul secondo palo è arrivato puntualissimo con questo tris. 3-0 il risultato, il gol, ripetiamo, è stato realizzato da Danilo Lanza che sul secondo palo è arrivato puntualissimo. 3-0. E dunque c'è stato quindi il cambio con Cottone che da difensore invece è passato in attacco e Accurso invece come attaccante è passato come difensore. Questo insomma per completezza della formazione delle punto rosa, ci eravamo persi un po' questo cambio, avevamo notato come Accurso fosse effettivamente passato dall'attacco in la difesa, ma semplicemente è stato un cambio con il compagno. Intanto recupera palla molto bene qui verso Marfia che è veloce, può anche arrivarci. Ci arriva adesso Marfia, rientra, salta uno ma non è Gutto che allontana il pallone. Di Maria va incontro alla sfera, la difende molto bene, si vuole girare, poi scivola anche Basile che però è fresco e rimane anche in piedi. Cannizzaro invece manda il suo avversario lontano, poi il cross da parte di Marfia per l'aggancio tentato, provato in questo caso da Cutrona che però può soltanto inseguire il pallone e dunque palla fuori, minuto 42, 3-0 il risultato al momento, avanti sempre il Real Palermo. Nel frattempo ci sono altri due cambi per il Real Palermo con l'inserimento in campo, ora vediamo di chi si tratta. Vediamo Salvatore Cimino. Marfia dovrebbe lasciare il campo adesso. Con Cutrona che forse cambia fascia o cambia addirittura... no, cambiato Cutrona. Quindi Cutrona lascia il campo. Una buona gara per il numero 7, ha fatto un buon assist. Ha fatto sicuramente un ottimo assist nel primo gol, poi nel secondo non è entrato direttamente nell'azione, però comunque anche dalle sue giocate partita
frattempo sarà rimessa dal fondo con Di Giovanni che cerca di andare più lontano che può. La tocca ancora Conè che sta giganteggiando a centrocampo. Cimino è fresco, cerca anche la conclusione con il sinistro. Palla che termina fuori non di molto. Fatto bene a provarci Cimino, che appena entrato ha subito fatto vedere che vuole partire forse anche dal primo, chissà, giocare anche di più, che subito nel prendersi questo pallone ha cercato la porta immediatamente, palla fuori, non di molto, ma comunque tiro con personalità da parte del numero 16. Buono qui il pallone messo giù da Lombardo, non era facile, tacco, poi Di Carlo, lo vediamo più centrale rispetto al primo tempo, 1-2, giocano bene, adesso il 7 e l'8, poi Di Carlo avanza, salta l'uomo, poi il rimpallo non lo favorisce, Di Maria prova ancora a sgusciare via su quella fascia, rientra, ne salta uno, va giù, fallo di Lanza, autore del gol del 3-0, calcio di punizione. Poi chiede scusa Lanza al compagno, all'avversario, tutto ok, sarà calcio di punizione. Bello è stato il gesto da parte di Lanza che ha chiesto subito scusa al proprio avversario, però calcio di punizione dove andrà lo stesso Di Maria a battere, lui che se l'è procurato andrà anche a battere questo calcio piazzato, chissà che non trovi una deviazione dei compagni, cross in mezzo, trova invece la testa da parte, se non abbiamo visto male dovrebbe trattarsi di buon vissuto, lontana invece a Curso che senza badare allo stile spazza più lontano che può. Adesso la panchina dal pallone a Cimino, palla in verticale per Paternoster, c'è sul secondo palo il compagno, lo serve a destro, Basile può agganciare, calcia verso la porta e gol anche per lui, 4-0, poker al Palermo, a segno anche il neoentrato Gabriele Basile, 4-0. Basile che parte come terzino sinistro, l'abbiamo visto invece concludere su quella fascia, non su quella fascia, bensì sull'altra, su quella opposta, perché l'abbiamo visto sull'out di destra, perché infatti adesso si è schierato come ala destra e il cambio ruolo credo abbia dato anche gli effetti sperati del tecnico, perché è arrivato anche il quarto gol. Nel frattempo Accurso è tornato in attacco, dunque Cottone invece immaginiamo possa essere ritornato in fase difensiva, stava tenendo anche bene la difesa nella prima frazione, poi adesso sta uscendo fuori un po' il Real Palermo. Cimino appena entrato è molto fresco, lo insegue poi Di Carlo, non commette fallo, lo fronteggia bene, poi tocca anche nel momento più corretto, palla che va in out e dunque rimessa laterale per il Real Palermo che quindi rimane in zona offensiva al minuto 47 di gioco. Cimino, dove il passaggio di Stagno esce ancora Di Carlo con un piccolo rimpallo, riesce a passare, poi Gudo allontana. Conè ha qualche problema con il rimpallo, anzi con il rimbalzo del pallone. Poi palla per Stagno, si gira molto bene, va sul mancino, potrebbe appoggiarsi, non lo fa, Cimino. Si torna dietro, poi traversone, cercare il primo palo, la spizzata di Paternostro e poi la palla entra anche in porta. Forse c'è stata anche una deviazione. Nel frattempo esultano la squadra di casa con Paternostro che fa probabilmente la sua doppietta personale ed è 5-0. Due gol dunque per l'attaccante, entrambi forse viziati da una deviazione, tanto hanno esultato in entrambe le circostanze, dunque 5-0 il risultato, ha avuto 48, si è un po' sgretolato il punto rosa, peccato perché ha fatto un grande primo tempo, poi forse anche un pizzico di stanchezza. Ricordiamo infatti nessun cambio per la squadra ospite, chiaramente questo potrebbe aver influenzato magari anche questa stanchezza che è arrivata. Cimino per Stagno che lascia scorrere, lo insegue Massaro, non ci arriva, Stagno ancora con la punta, prova a calciare, quasi una conclusione da calcio a 5, invece ottimo l'intervento a parte di Cottone
che è tornato in difesa e si fa vedere, si fa sentire soprattutto. Poi il rischio enorme da parte di Lanza, che rigetta il pallone in avanti. Paternostro non la tocca, Perricone forse con la coscia, poi si scontrano i due con Stagno e Paternostro, poi palla in appoggio per il tiro di Cannizzaro, palla fuori. Piccolo momento di va a recuperare il pallone nel frattempo di Giovanni con la sciaccottone che andrà probabilmente lungo. Poi c'è qualche problema nell'aggancio, Massaro riesce comunque con un piccolo rimpallo a passare, poi si chiedeva il calcio di punizione, si continua, palla in verticale per Cimino che calcia male, palla fuori. Poi il pallone viene gettato lontano, bisogna andarlo a recuperare, ci va il portiere, il primo Padogano, che però è uscito, ricordiamo, nel corso dell'intervallo per lasciare spazio al collega Gianluca Lentini, che era invece il guardalinee nella prima frazione di gioco. Cimino lascia scorrere, buono qui l'ingresso da parte del 16, poi in realtà forse il complimento che abbiamo appena fatto non è stato positivo perché ha lasciato il pallone, però comunque stiamo dicendo, a parte gli scherzi chiaramente, che il suo ingresso è stato comunque ottimo in partita, lo fa vedere anche in questa circostanza. Cimino può crossare in mezzo, ottima la palla per il colpo di Basile, e poi la palla rimane ancora lì, può calciare Basile, poi Cimino, e palla che va fuori, no, va fuori adesso, però l'abbiamo detto, Cimino è stato molto 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 bene in questa partita, abbiamo visto seminare panico fin dal suo ingresso. Poi fuori Conè, dentro invece con la maglia numero 9 Roberto Pitucco. Ottima gara per il numero 8 Davide Conè, vice capitano di questa formazione. Sicuramente nel primo tempo è stato tra i più positivi in campo, poi nel secondo un po' è calato, ma chiaramente anche qui un pizzico di stanchezza credo si possa perdonare a questi ragazzi. Ricordiamo comunque sempre un campionato under 15, giovanissimi provinciali, girone C di Palermo. Questo è il recupero della 14ª giornata che al momento sta vedendo vincere il Real Palermo con il risultato di 5-0. Cannizzaro, Bono, Lanza, il dribbling molto rischioso però ben fatto da parte di Lanza, che in quanto a personalità comunque ne ha tanta. Cimino per il compagno che cerca di controllare sull'alto di sinistra, non esce in dribbling, anzi in uscita agudo, lo salta Cimino, poi traversone in mezzo e poi palla che viene deviata in calcio d'angolo. Continua quindi l'assedio da parte del Real Palermo, che continua quindi ad attaccare. Sarà calcio d'angolo, non arriva Paternostro, arriva invece Basile sul secondo palo che non riesce a spingere in porta, ma ancora una volta grande qui il cross direttamente da calcio piazzato, non ci è arrivato dopo il cross di Giuseppe Calvaruso, che era stato anche ottimo effettivamente. Non ci è arrivato Paternostro, poi ci è arrivato invece Basile, ma non ha inquadrato la porta. Lombardo, poi lotta Di Maria, anzi Di Carlo, chiedo scusa, Cannizzaro, l'anticipo di Lombardo, allarga il gioco bene, poi Calvaruso la tocca, palla che si impenna, non la tocca bene a Curso, poi la controlla e la lascia lì sul compagno, lottano in mezzo a due, Lanza ancora una volta, anzi no, chiedo scusa, si trattava del giocatore orientato Pitucco che cerca poi questo esterno per liberare Paternostro, che fa sì un buono scatto ma non arriva in tempo, e dunque minuto 53, risultato di 5-0. Mancano 17 minuti alla fine di questa partita, risultato che sembra ormai in cassaforte per i padroni di casa, che sono vicinissimi all'ennesimo successo. Bisogna sempre ricordare le statistiche, perché sono 14 vittorie in campionato, con questa andrebbe a quota 15 come le vittorie, poi soltanto un pareggio. Cross in mezzo, Basile la controlla con il mancino,
fa un appoggio per Cannizzaro che cerca la porta, non la trova, ancora una volta buona azione. Vediamo un Real Palermo che forse in questo secondo tempo sta cercando di giocare maggiormente di squadra, ed effettivamente se si pensa che nel primo tempo sono arrivati soltanto 2 gol, nel secondo invece sono arrivati già ben 3 e siamo ancora a 16 minuti dalla fine, qualcosa comunque significa. Sicuramente il tecnico nello spogliatoio avrà detto ai suoi ragazzi di cercare più gol possibili con il gioco di squadra, perché si sta vedendo anche piuttosto evidente. Poi conclusione tentata dal neoentrato, palla però che termina fuori, ci ha provato Pitucco ma non l'ha presa benissimo. Si riparte quindi con una rimessa dal fondo con Di Giovanni che lascerà probabilmente lì a Cottone, vediamo, invece no, perché decide di andare lui direttamente e va corto su Perricone, palla gettata in avanti, sbagliata, Stagno anticipa, poi alzata, Cimino, sempre molto utile nel suo lavoro, Cimino viene fermato sul più bello da Guddo, poi lo scontro con Di Maria che lotta ma non riesce a far suo il pallone, ne è entrato Pitucco, scarica su Calvaruso, adesso Cimino c'è la sovrapposizione del 3, va in mezzo con questa traversone, Pericone la tocca sotto un istante, Basile rientra ancora, può calciare ed è doppietta personale anche per Basile. Dopo Paternostro arriva una seconda doppietta in questa partita ed è 6-0. Adesso sta allungando invece il Real Palermo, 6-0 come recita il nostro tabellino al minuto 55, mancano 14 e mezzo, poi sarà triplice fischio, però il Real Palermo sembra quasi non volersi fermare questo pomeriggio per trovare quanti più gol possibili. Ricordiamo che erano 84 le reti prima di questo pomeriggio, adesso sono chiaramente 84 più 6 e quindi fanno 90 gol. Era già il miglior attacco di questo campionato, continua a esserlo con prepotenza e anche la migliore difesa. Tanto palla dentro per Cimino che non riesce ad impattare, si era anche inserito con i tempi giusti. Non è venuto in campo, Stagno salta all'uomo, vediamo se calcia, si appoggia per Paternozzo con il mancino. Non è stato molto convinto in questa girata con il piede sinistro, palla in calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo con Calvaruso che può battere, vediamo se andrà a lungo o se si appoggerà a Cimino. Va a lungo ma è quasi un mix, poi Paternostro prova con il mancino, Perricone invece allontana, palla in rimessa laterale, continua quindi l'attacco da parte del Real Palermo che si rifà vedere ancora una volta in avanti dopo il tentativo da parte dell'attaccante. Cannizzaro si appoggia bene, Cimino vuole il destro, poi cerca il traversone in mezzo e dunque palla che termina invece sul fondo, ma stiamo vedendo più volte il Real Palermo provare questo tipo di occasioni con tanti cross per cercare gli inserimenti ad esempio di Basile ma anche dell'attaccante Paternostro, così come degli altri calciatori anche che hanno chiaramente cavalcato il campo nel primo tempo, ad esempio per D'Amico ma anche per Marfia. Insomma una squadra che tenta tanti cross e bisogna anche dire che lo fanno con merito perché effettivamente diversi gol sono venuti proprio su questo tipo di occasioni. 1-2, questa volta sbagliato, Lombardo si gira bene nonostante la marcatura degli avversari, poi palla in avanti, sbagliata in questo caso, è buono il recupero Pitucco, Lanza, diceva adesso da Stagno, poi Basile si ferma, sterzata con il tacco, molto elegante il numero 6, adesso è lui a giocare a sinistra, Cimino può avanzare, guarda i compagni, uno sguardo rivolto verso il centro, c'è dietro invece il compagno, poi cerca invece la girata Paternostro, non ne riesce, poi conclusione da fuori, tentata da Pitucco, palla fuori, ancora una volta un buon lavoro da parte delle fasce, c'è stato anche un cambio in realtà, con Basile che si è schierato sulla sinistra, è partito a sinistra, poi è andato a destra, adesso invece è tornato sulla sinistra, insomma tanti cambiamenti anche per il Real Palermo, sta cercando di
forse non dare dei punti di riferimento per quanto concerne le marcature. Palla in avanti, Lanza chiude bene. Adesso accanto a Lanza c'è invece Stagno con Bono che invece si è schierato quasi come sottopunta. Insomma, veramente tanti cambi di ruolo in questa partita. Adesso vediamo se ci saranno altri nei prossimi 11 minuti, che sono quelli rimanenti. Cimino, passaggio su Basile, posizione regolare, poi prova a crossare, trova la svirgolata per il suo avversario, poi palla ancora in mezzo per Bono che controlla, calcio verso la porta, non riesce ad impattare bene, la prende forse anche con l'esterno collo, palla fuori, ma ancora una volta occasione pericolosissima per il Real Palermo, vicina al 7° gol. Quindi è stato brutto il lavoro da parte di Tommaso Cottone, forse uno dei primi errori in realtà da parte del centrale del punto rosa, che aveva svirgolato questa palla consentendo al suo avversario di poter crossare in mezzo. Si trattava di Basile, pallone cercato in mezzo ma poi fermato anche con un pizzico di fortuna dall'errore e quindi sfortuna nel caso chiaramente del Real Palermo di Bono, che qui lotta, recupera anche il pallone, non molla mai il 14, poi palla gettata in avanti, lascia scorrere Pitucco con Lanza che decisamente è l'uomo più indito dei suoi. Cannizzaro, mezza 2. Poi il velo di Calvaruso, buono qui il suo lavoro, poi palla messa in mezzo per Bono che la controlla, rientra Bono ancora con il sinistro e poi la parata rimane in piedi fino all'ultimo di Giovanni che gli nega questo gol. Avrebbe anche meritato visto la grande giocata, finta con il destro e mancino sul palo lontano che però non gli sorride. Sarà calcio d'angolo messo in mezzo, non arriva Cannizzaro, arriva invece un tentativo, poi il gioco si ferma, una brutta strisciata sul campo, questa fa sicuramente male, dunque gioco fermo per qualche istante, minuto 61 di gioco, risultato di 6-0, chiaramente non c'è stato alcun fallo, semplicemente una botta probabilmente per il giocatore. Nel frattempo si dissetano i giocatori in campo, vediamo ad esempio Di Carlo che non lo vedete mai in panchina, nel frattempo viene portato addirittura sulle spalle, ma ci auguriamo che sia tutto ok, però sicuramente l'immagine non è delle più felici, sembra anche preoccupante, però speriamo sia soltanto una precauzione. Quindi va fuori Calvaruso, forse una botta al ginocchio, forse gli si è girato il ginocchio, bisogna capire ciò che è successo. Sicuramente c'è un po' di silenzio in campo per cercare di capire le condizioni del piccolo giocatore che al momento si sta medicando. Speriamo che chiaramente possa rientrare in campo. Intanto si rientra con questa azione, salta tutti, buono il suo lavoro, poi palla in mezzo, rimane lì per Bono che spara ancora alto, questa volta cercando un tiro sopra la traversa, dopo invece la grande azione solitaria da parte del compagno. Una botta al ginocchio per il numero 3, ci auguriamo che sia tutto ok, che possa rientrare in campo presto, ma vediamo se ci sarà spazio. Siamo al minuto 63, Lombardo, palla centrale imbucata, 1-2 con Di Carlo per liberare la velocità, poi Lanza spazza senza badare allo stile, spazza anche Ferrigno, poi fuori gioco di rientro, ma si continua. Stagno, Basile, cerca il rilancio lungolinea nel tentativo di servire invece sulla stessa fascia Cimino, pallone però decisamente dato male e dunque rimessa con Cottone pronto a battere.
Basile prova a controllare la Cannizzaro, si alza il pallone e si impenna, Ferrigno allontana, Lombardo la spizza, prova il controllo a Curso, poi Lombardo tallonata ancora dal neoentrato calciatore Pitucco che è anche fresco, poi Di Maria prova una magia, non gli riesce, Lombardo riesce invece a lui, poi cambia bene sul taglio di Good, era una buona idea quella da parte del numero 8, poi si complica tanto la vita Cimino che lotta con Cottone che adesso è molto alto sulla pressione. Lanza, ennesimo dribbling, ormai quasi ce lo aspettavamo da Lanza. Poi cambia gioco con tanta personalità Cannizzaro, anche per lui un ottimo ingresso in questo secondo tempo. Poi Benfante appoggia sul compagno, cross in mezzo per Paternosto, rimane lì la palla, poi sul secondo palo sbuca con questo gol, vediamo se il gol è stato dato. No, dovrebbe essere fuori gioco, c'era arrivato Cimino a secondo palo con un grande intervento e invece no, è gol, dunque 7-0 il risultato. Ci siamo accorti del movimento delle braccia da parte di direttore di gara che dunque ha indicato il centrocampo e quindi 7-0 nettamente fuori gioco con questo gol di Cimino. Dunque possiamo dire come i cambi siano serviti e abbiano chiaramente funzionato nel caso del Real Palermo, perché 2-0 il primo tempo, poi 5-0 il secondo, dunque cambi che hanno dato quella linfa che forse mancava, possiamo dire, nel primo tempo, o meglio, forse non era così brillante, era quasi un po' sottotono. Bono cambia molto bene il gioco dalle parti di Basile, la controlla sempre per il numero 14 che si gira, vuole fare una sponda, gli riesce adesso, può rientrare, palla ancora per Bono, la controlla e poi con il mancino sbaglia. Ha fatto tutto bene sia l'aggancio che anche il tenere lontano il suo avversario, poi forse la cosa più semplice, ovvero centrare la porta, non gli è riuscita. Nel frattempo si continua a giocare in 10 contro 11 per il Real Palermo, che però è in gestione comunque della sfida con questo 7-0. Mancano 4 minuti di gioco più chiaramente qualcosina da recuperare, ci immaginiamo forse 2 minuti tra cambi, gol, gioco fermo, in realtà forse anche qualcosina in più, anche 3 in realtà. Vediamo quanto sarà poi l'entità del recupero da parte del direttore di gara. Intanto si continua con Lombardo, 1-2 con Di Carlo, buona qui l'uscita, scambiano spesso palla i due, chiude invece Pitucco. Real Palermo vicinissimo ad andare a quota 46 punti in classifica. Qui Cimino cerca di tenere il pallone in campo, c'era anche riuscito con Di Maria, poi lo stesso numero 10 invece ha gettato il pallone lontano. Cottone rimessa, non la controlla bene il compagno, poi Cimino, poi cerca un dribbling con Lanza che invece gli suggeriva di tornare dietro. Il 16 invece non l'ho ascoltato, ha cercato invece un dribbling da solo. Lanza, Stagno, Pitucco, alza la testa, forse poteva servire Benfante che era dall'altra parte solissimo, infatti si sbraccia un po'. Benfante che dunque ha iniziato la partita come terzino sinistro, poi è passato come terzino destro anche per l'uscita di Bonvissuto nel corso del primo tempo. Cimino cerca la magia, vediamo il dribbling, una bocca qui Di Maria che lotta tanto, poi sbracciata un po' eccessiva e calcio di punizione. Poi si dicono qualcosa i due con il risultato di 7-0, ricordiamo. Nel frattempo piccola rettifica perché il giocatore uscito non era Calvaruso bensì Gennaro, maglia numero 3 per lui, ed è il giocatore che si è fatto male
dovrebbe trattarsi del ginocchio. Ci auguriamo che sia tutto ok per il piccolo numero 3, che era anche entrato bene in campo con diversi palloni messi in mezzo, duettando soprattutto con Cimino su questa fascia. Anche un assist in realtà per lui, un assist uno dei gol, insomma, della squadra del Real Palermo. Era anche entrato molto bene in partita, poi si era spostato sull'altra fascia, poi però purtroppo questo infortunio, e al momento in panchina, però sicuramente non entrerà in campo, è già fuori da diversi minuti, manca veramente pochissimo, mancano circa 30 secondi, più chiaramente il recupero. Intanto Bono lascia scorrere il pallone, entra in rigore, calcia verso la porta e segna anche lui questo gol. 8-0, forse con la punta, quasi da calcio a 5 per il numero 14, che poi esulta ovviamente con adesso un bacio verso la tribuna. Ovviamente i suoi cari saranno qui a seguirlo. Lui gli ha regalato questo gol. 8-0. 8 reti dunque per il Real Palermo, che è quasi vicino al risultato dell'andata. Ricordiamo 0-9 in casa delle Punta Rosa. Un primo tempo piuttosto equilibrato, secondo me, invece, che ha dato forse un netto dominio e evidenziato un netto dominio da parte del Real Palermo, che prova a controllare il pallone qui con Cimino, poi buca anche Massaro, allontana invece Perricone dalle parti, poi si è fermato. Crampi probabilmente, sì, fortunatamente soltanto crampi in questo caso per Vittorio Paterno, uno dei migliori in campo in questa partita, 2 gol. Si è notato subito come sia stato abbastanza dolorante, infatti ha accusato questo dolore. Il Palermo vicinissimo dunque a quota 46 punti in classifica. Non ci siamo accorti dell'entità del recupero da parte dei direttori di gara. Sicuramente non ci sarà moltissimo da recuperare, però vediamo. Sembra anche il tecnico per cercare di capire l'entità dei crampi del suo numero 19, che è rimasto giù ed è ancora giù, circondato da maglie rosa. Nel tempo ovviamente finisce anche la sua partita, veramente manca poco, siamo adesso quasi al minuto 72, dunque immaginiamo come si termini, insomma, come possa terminare in 9 contro 11 questa sfida. Per risultato comunque di 8-0, insomma, può anche essere concesso forse al Real Palermo. Di Maria va a lungo, Bono la tocca con il sinistro, la tiene anche in campo, vediamo, poi palla che si impenna con lo stesso 10 che serve il compagno, però va bene così, finisce la sfida, vince 8-0 il Real Palermo, che quindi continua il suo grande momento in questo campionato, vincendo con il risultato, ricordiamo, di 8-0 contro un ottimo Punta Rosa nel primo tempo. Per qualcosina forse non ha funzionato nel secondo, probabilmente la stanchezza, probabilmente anche non avere dei cambi. Nel frattempo sale a quota dunque 46 in classifica la squadra di casa, che è sempre più al primo posto. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisino è tutto, vi ringrazio e alla prossima.